rassegna. Questo ideale percorso in ciò che eravamo, ma ciò che anche questo territorio era, il territorio di Mestre, Marghera, Fiume Tropagine di Treviso, come dico sempre. Proseguiamo questo percorso con la grande musica, certamente nazionale e internazionale, ma la musica anche del nostro territorio. Quanti giovani si sono formati, hanno avuto voglia di suonare, hanno avuto voglia di aggregarsi grazie ai Beatles. E questa sera abbiamo proprio come idea degli anni 60, primi anni 70, abbiamo proprio tutto il repertorio dei Beatles che vi verrà proposto dai Beatles. Ho chiesto loro come mai i Beatles, anche perché mi piace l'Aperol, questa è una battutaccia, quindi cercate di cancellarla dalle vostre orecchie. E mi hanno detto per assonanza a questo grandissimo gruppo, che, insomma, del quale non parlerò perché è inutile assolutamente parlare, e un po' così per una vicinanza alla venezianità, perché i Beatles ce ne vanno molti al giorno. Detto questo, volevo proseguire un discorso che abbiamo ritenuto noi come organizzatori di questa rassegna portare avanti con molta felicità da una parte, impegno, noi ci crediamo proprio, con la VAPO. Quindi richiamo qui la mia amica ormai Stefania Bullo, che è la responsabile presidente della sezione VAPO di Venezia, di Mestre, scusami, da veneziano mi sempre. Stefania, ciao. Allora, grazie, adesso subito il microfono. L'altra volta abbiamo parlato, hai parlato giustamente, hai presentato l'impegno della VAPO per quanto riguarda i malati terminali, sia a livello ospedaliero, ma soprattutto a livello domiciliare. La crisi porta a carenze sempre a due settori, lo sappiamo ormai, quando c'era Andreotti piccolo lo si sapeva già, alla cultura e alla sanità. Soprattutto la sfera sociosanitaria in tempi di crisi risente molto. Di questo abbiamo parlato dell'impegno dell'AVAPO, abbiamo parlato la volta scorsa, prima del concerto del Mucchio. Io questa sera, da buon giornalista, ti devo chiedere, Stefania, che caratteristiche deve avere un volontario a VAPO che si occupa dei malati terminali e come diventare? Grazie, buonasera a tutti. Allora, interessante questa domanda. Innanzitutto il volontario è una persona comune che mette a disposizione se stesso, il suo tempo, delle sue risorse, delle sue competenze per entrare a far parte di questa associazione dopo ovviamente aver seguito un percorso di formazione, perché i volontari non sono dei professionisti e non si devono sostituire ai professionisti che sono chiamati a svolgere il loro compito, però li possono affiancare e contribuire a completare la loro opera di assistenza. Quindi è necessario che anche il volontario si formi e continui a formarsi nel tempo. Però volevo sottolineare un altro aspetto. Volontario non è solamente colui che si pone accanto al malato o alla famiglia per assistere, ma è anche colui che rende possibile l'attività di coloro che si sentono portati così per cose proprie, per esigenze anche proprie, anche per caratteristiche personali, ad assistere direttamente il malato. Ci sono molteplici attività, anche quella di questa sera, persone che mettono a disposizione la loro competenza musicale, il loro amore per la musica e diventano volontari della VAPO. Quindi io considero i gruppi che partecipano a questa rassegna dei volontari che mettono a disposizione una loro risorsa, una loro passione personale, così come siamo volontari tutti noi che partecipiamo a questa serata e che contribuiamo a realizzare questo progetto di solidarietà così importante nella nostra città. Grazie. Grazie. La prossima volta grazie per fare una buon lavoro. Ripeto, crediamo molto in questa attività che pensiamo veramente fondamentale, assistenza ai malati terminali. Davvero ne abbiamo bisogno. Finisco dicendo, come ho detto l'altra volta, ho coniato uno slogan mentre ero qui
ci credo veramente, una città civile è per forza anche una città solidale, quindi contiamo su di voi. Non parlerò più, spazio alla musica, signore e signori, i Beatles!